Per fronteggiare la grave emergenza idrica, il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, si attiva immediatamente e avvia la progettazione del dissalatore a Palma di Montechiaro. Le interlocuzioni istituzionali con il governo regionale, l'assessore Roberto Di Mauro e il governo nazionale e in particolare con il ministro Musumeci. Stiamo già redigendo, afferma assieme agli uffici comunali, il progetto del nostro dissalatorio. Un ringraziamento alla Giunta, in particolare all'assessore Rosario Provenzani, che con passione e abnegazione supporta e porta avanti l'iniziativa cercando di affrontare al meglio questa terribile emergenza. Siamo già ad uno stadio avanzato, comunica, abbiamo individuato il terreno pubblico dove di fatto insiste un serbatoio che servirà da ausilio al sistema di dissalazione e grazie alla sinergia con la regione siciliana e l'EAS siamo già stati contattati da diverse società per la realizzazione dell'opera attraverso un progetto di finanza. Sono altresì in fase di valutazione interventi immediati, poi conferma attraverso i nostri pozzi con la collaborazione di Sicilia Acque che ringraziamo per la disponibilità. Il servizio idrico è praticamente in ginocchio, dice Castellino. Abbiamo turni di erogazione insostenibili, oscillano tra i 16 e i 20 giorni, una situazione drammatica. Il razionamento dell'acqua imposto dalle autorità competenti per effetto della pesantissima siccità poi dice sta causando notevoli disagi e disperazione alla nostra comunità, sia ai cittadini che agli agricoltori. Castellino poi comunica di avere rappresentato la drammatica situazione al Ministro per la Protezione Civile e Politiche del Mare Nello Musumeci, che ha dato la massima disponibilità e concreta vicinanza.